La sostenibilità, che tanti di voi non conoscono anche come ambito all'interno del discorso del biometano, diventerà la chiave per poter realizzare gli impianti futuri, vero Guido? Che cosa vuol dire sostenibilità a cui dobbiamo aderire per fare un impianto biometano? Buongiorno a tutti. Allora, sì, sostenibilità in questo momento è dedicata a biometano, nel senso che si ragiona di sostenibilità quando si ragiona di biometano. Secondo me in prospettiva si ragionerà di sostenibilità quando si ragiona di biogas. Questa è un'indicazione che vi do generale. Comunque, per quanto riguarda il biometano, la sostenibilità vuol dire riuscire a produrre il nostro biometano riducendo le emissioni rispetto al fossil fuel comparator. Che cos'è il fossil fuel comparator? Fondamentalmente sarebbero le emissioni dell'energia prodotta con il mix di fonti fossili che abbiamo in questo momento. Il processo produttivo che il nostro impianto biometano deve garantire una riduzione sostanziale di queste emissioni. Quindi il metano che viene prodotto in quel caso è sostenibile. Cosa si calcola all'interno di questa cosa per dimostrare la sostenibilità? Praticamente tutto il processo produttivo, quindi anche il processo in campagna. Per questo avere delle colture che si susseguono, delle rotazioni che siano innovative, un aiuto anche nel ridurre i mezzi tecnici e quant'altro, vuol dire avere delle colture più sostenibili, ma anche avere una migliore prestazione ambientale del nostro sistema, che ci porta a produrre biometano. Questo deve essere chiaro perché in mezzo a voi ci sono tantissimi che hanno gli impianti, sono impianti che per adesso sono elettrici. Come dice giustamente Guido, è un primo passo che adesso viene fatto dalla Comunità Europea che ti impone questo passaggio. Se cambieranno le diete non è perché lo si inventa a Roma, ma è un'imposizione, e se cambieranno le diete anche dell'elettrico è un qualcosa che arriverà in base a questa sostenibilità. La sostenibilità è un punto chiave, specialmente per il biometano, perché chi vorrà aderire al nuovo sistema di incentivazione che sarà legato al piano di resilienza dovrà assolutamente avere la sostenibilità per poter aderire ai 40% di contributi in fondo capitale. Questa è la base, quindi parliamo di sostenibilità, parliamo di culture che devono essere adeguate, sottoprodotti ovviamente che devono avere queste caratteristiche, tutto questo mondo che regolerà i nostri impianti in futuro. Quindi non scordatevi questa parola perché è la base per il vostro e il nostro futuro. La cosa interessante che diciamo, secondo me prende corpo attorno a questo nuovo modo di coltivare è anche il percorso che viene fatto da tutte le culture che sono legate attualmente al percorso della PAC. La PAC nel prossimo futuro è un po' disegnata su quello che vi ho messo nella parte bassa di questo roll-up. Questo era quello che facevamo prima, non parliamo in generale chiamiamoli così, degli operatori del biogas perché già fanno cose un po' diverse, ma un operatore tradizionale ha più o meno questa gestione, diciamo, della rotazione. Domani, se si vuole aderire al nuovo sistema, bisogna tenere il suolo coperto. E sul suolo, secondo me, Guido vi può fare una fotografia sullo stato del suolo, uso del suolo in maniera diversa, e diciamo che è un po' il suo pallino, il suo lavoro da un po' di tempo. Sì, giusto un pochino. Allora, il suolo fondamentalmente è il nostro piano di lavoro, banale a dirsi, ed è il luogo dove possiamo stoccare carbonio. Il suolo a livello di comunità europea, a livello di piani di sviluppo, è considerato strategico, perché nel suolo in realtà possono essere stoccati, è il secondo ecosistema della Terra che può stoccare carbonio in maniera consistente. Questo che cosa vuol dire? Che nel momento in cui andiamo a lavorare il suolo, a seconda di come si lavora, noi abbiamo un'azione
che può favorire lo stoccaggio del carbonio, come no. Per questo l'agricoltura è vista come un settore strategico, perché è un settore che, lavorando in una certa maniera, riesce a stoccare carbonio e quindi avere una funzione ambientale in maniera economica rispetto a tante altre soluzioni. E qui veniamo alla pratica, diciamo, all'agronomia pura, come si fa a stoccare carbonio nel suolo, fondamentalmente facendo una pratica agronomica che sia la più corretta possibile e che non esponga il terreno all'ossigeno, quindi non apra il terreno, lo si lavori poco, gli si riporti sostanza organica in maniera continuativa durante la gestione delle nostre colture e quindi non si riducono tutti i fattori di perdita di sostanza organica e di carbonio e si favorisce un bilancio positivo. Questo permette di aumentare la fertilità del nostro suolo, aumentare il carbonio nel terreno, il carbonio stoccato nel terreno, e quindi avere un doppio vantaggio per l'agricoltore. Il primo, che se aumenta la fertilità nel suolo, tutti i fattori di fertilità, a partire dalla capacità di ritenzione idrica del suolo e dalla lavorabilità, è ovvio che le colture ne giovano e quindi anche la produttività. Secondo poi, e questo è un passo che vi faccio fare anche qui, leggermente in futuro, ma non troppo in futuro, quel carbonio che possiamo riuscire a stoccare con una pratica agronomica corretta potrà avere un valore, o avrà un valore. Ci sono degli schemi allo studio che potranno consentire di dare un valore a questo carbonio. Ora, tutto il sistema che abbiamo per le mani, per adesso vi ho parlato solamente del suolo, ma in realtà sopra il suolo ci sono le piante. Sappiate che nel momento in cui si fa agricoltura si ha per le mani un sistema che assorbe CO2, la organica e la stocca nel suolo, pianta, suolo. Se si fa lavorare bene questo sistema, è un sistema naturale che ci consente di fare anche un servizio ambientale, e questo servizio ambientale poi avere anche un valore. Il percorso che un po' vi ha spiegato Guido è quello del coltivare il carbonio, che è una cosa che non è diciamo ancora nelle corde. È una cosa lontana, lo leggiamo su qualche trafiletto dei giornali, non abbiamo ancora capito che cos'è e come sarà questo mercato. Adesso purtroppo abbiamo anche qualcos'altro da pensare che è un po' più complicato, però diciamo prima del 24 febbraio avevamo anche a memoria di cercare di iniziare un percorso che evidenziasse anche quello che si può fare in un'agricoltura diversa e che venga rendicontato e che venga anche pagato. I primi che pagheranno, diciamo, questo passaggio ad un'agricoltura diversa sarà la PAC, perché all'interno dei nuovi ecoschemi e i nuovi pagamenti che ci saranno diciamo, questi profili e soprattutto l'idea che il terreno va tenuto coperto, che sia una cover o che sia una cultura, diciamo, che permette di andare ad intervallarsi con una cultura, chiamiamola così, di primo raccolto. Queste saranno tutte cose che andranno premiate, perché il suolo deve stare come in questo caso. Oggi raccolgo, adesso preparo il terreno con cimo, ovviamente col digestato e poi lo vedrete, domani semino il mais. Questo sarà il nostro passaggio. Questo è il vostro passaggio futuro. Non dico che ci dobbiamo scordare l'aratro, ma più o meno è quello. Non ve l'hanno scritto, ma questo è il passaggio. E questa è la macchina, secondo me, che risolve tante cose, perché è la macchina che mette insieme diversi passaggi importanti. Adesso non mi spendo per voi, ma insomma, lo sai che te l'ho detto il primo giorno che ci siamo visti, insomma, questo credo sia una macchina interessante. La reputo interessante anche per il sesto d'impianto. Già in questo gruppo quest'anno abbiamo una decina di ettari di bietole seminate a 75. Se io faccio un passaggio con questo strip a 75, semino il mais, posso seminare la bietola, posso fare la concimazione di base per la bietola e posso anche eventualmente ripassare se ho bisogno di dare un altro po' di azoto, se mi serve. Ma la bietola sapete che va a pescare tanto in grande, tanto che in queste condizioni la pianta non è stata concimata praticamente nella fase di crescita, quindi ha avuto soltanto la concimazione di base.
Questa è un po' la filosofia nuova che vi volevo far vedere.